Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spettaccio mercato, Batman napoletano, come state? Voglio? Come state? Che dite? Come state? Voglio? Una domanda. Scrivetemela tutte nei commenti. Allora, voglio, in questo video andiamo a parlare di due acquisti che il Napoli potrebbe fare in estate. Allora, sono delle voci di mercato che stanno uscendo in questi giorni. Una è uscita l'altro ieri, se non sbaglio, e, e una un po' più recente è uscita verso stamattina, verso le 10, 10 e mezza più o meno. Allora, partiamo subito dalla prima che è uscita qualche giorno fa. Allora, cioè quella di Maxi Perrone al Napoli. Allora, Maxi Perrone gioca attualmente nel Como. Se non sbaglio è centrocampista offensivo, non mi vorrei sbagliare, ma se non sbaglio è centrocampista offensivo, ma si può adattare anche come ala. Secondo me, magari come vice, come magari può fare un vice De Bruyne, magari, tra virgolette, volendo può fare un vice McTominay, questo. Però secondo me deve fare, ok, lo so, è forte, lo ammetto, è forte, a me piace moltissimo. Ehm, Però secondo me deve ancora fare quel po' di esperienza in più in Serie A, perché calcolate che il Como sta da 2 anni in Serie A, ma non mi ricordo se questo cioè è stato acquistato in estate oppure è stato acquistato nella stagione estate 2024, non mi ricordo se è stato acquistato estate 2024 o 2025, sinceramente. Dico con tutta l'onestà del mondo. E solo questo, magari deve fare un altro annetto in Serie A, vedere cioè vedere se ci sono miglioramenti o peggioramenti. Poi sul giocatore ci sono anche di altri club, tra cui un italiano, cioè l'Inter. Non faccio nomi di altri club che non sono italiani, sono le bestari, non faccio nomi per rispetto. Vabbè. Poi un altro acquisto che tra l'altro in questi giorni mi vedete senza microfono perché non sto trovando più il coso del Bluetooth. Mi devo mettere quando ho 10 minuti e devo trovare. Vabbè, poi un altro acquisto quello là più recente, la news che è più recente, che è uscita oggi. Un altro acquisto sarebbe quello di Koné del Sassuolo. Si chiama Koné? Sì, dovrebbe chiamarsi Koné se non sbaglio. Centrocampista del Sassuolo. Chissà se magari mi sono sbagliato e se magari io non ho la pronuncia, come si dice, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E praticamente c'è come si dice, come posso dirvelo in modo semplice? C'è un interesse, un piccolo interesse da parte del Napoli. Al momento c'è il Napoli e il Lazio su di lui, però maggiormente c'è il Napoli. Si sono già avviati i contatti da poco più tempo, però la notizia è uscita oggi in pratica. E questo video uscirà il momento che lo sto registrando sono le 21:30 e, e lo pubblicherò alle 22. No, cioè, no, alle 22 lo pubblicherò direttamente domani che è mercoledì. Vabbè, il Conè sì, per esempio, ha molta esperienza nel Sassuolo, in Serie A. È stato anche 2 anni fa col Sassuolo in Serie A, 2 o 3 anni fa è stato col Sassuolo, non mi ricordo. Poi ha un po' di esperienza in B e io come vice Anghissà, vice Lobotka ce la vede bene. Bene, ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. E vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. Ciao a tutti.